E qui a Buongiorno Taranto diamo il benvenuto al vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno. Buongiorno a tutti e grazie per questo invito. No, grazie per aver accettato. 30 anni, esponente del PD, già ha maturato una grande esperienza che insomma ha fruttato 2200 voti alle ultime amministrative, il candidato più suffragato, più giovane e più suffragato in qualche modo. E partiamo di qua, è un dato che insomma può dare alla testa però, No, dobbiamo fare in modo che questo ovviamente non accada, perché è un dato che ci carica di responsabilità. Non avremmo mai potuto immaginare che il risultato potesse essere di quella dimensione, e siamo però soddisfatti perché in realtà quello che noi abbiamo fatto è era la prima candidatura, Giorgio, la prima candidatura, la prima? Sì, Mamma mia. E ovviamente senza promettere nulla abbiamo solamente raccontato le nostre idee, la nostra visione di città, e quindi è arrivato questo risultato. Non deve dare la testa, perché appunto è solo la responsabilità. Che cosa ha convinto i tarantini? Che cosa gli è piaciuto ai tarantini e alle tarantine di Mattia Giorno? Ma credo due aspetti. Il primo, la campagna elettorale, perché noi l'abbiamo fatta sui contenuti, invitando ospiti, facendo in modo che personalità del mondo politico, delle istituzioni e di altre realtà simili alla nostra, soprattutto ragazze e ragazzi, fossero il punto centrale della campagna elettorale. E poi dall'altra parte l'energia, la passione con la quale noi ci impegniamo tutti i giorni per provare a portare a casa i risultati di quello che abbiamo, diciamo, detto in campagna elettorale, ma questa cosa in realtà ci vale per tutta la vita, quindi lo facciamo praticamente su tutto, e indipendentemente dal fatto che adesso siamo in carica. A proposito di siamo in carica, insomma, questo risultato ne ha prodotto un altro, vice sindaco con delega. Cerco di ricordarle tutte. Cerco di ricordarle tutte. Grandi opere, finanziamenti, fondi strategici, finanziamenti strategici, innovazione, politiche giovanili alle quali Giorno tiene particolarmente. Sì. Mi ricordo questa frase. Grandi eventi e poi relazioni internazionali. Che manca? I cornetti la mattina? Non lo so. Portiamo anche quelli, non ci facciamo mancare nulla. A 30 anni, voglio dire, un po' di ansia. Sì, quella figurati è No, una compagna quotidiana di vita in generale, male. Altrimenti sarebbe difficile, no? Essere reattivi, reagire in maniera positiva a tutte le sfide che ci aspettano. No, la delega è corposa, è interessante, prova a tracciare un percorso all'interno del quale noi vorremmo far crescere la nostra città. Crediamo, ma questo avviene diciamo anche in funzione di quello che sta accadendo negli ultimi giorni rispetto alla questione ex Ilva, che Taranto abbia bisogno di tracciare un percorso per uno sviluppo diverso, e quindi queste deleghe provano a mettere insieme tutto questo, tranne le politiche giovanili, ma perché io credo che avendo avuto il comitato elettorale pieno di ragazze e ragazzi, di studenti universitari, quello possa essere un modo per restare in contatto con un mondo e una generazione che tendenzialmente scappa da Taranto, quindi provare ad avere un rapporto con loro per raccogliere idee, tenerli coinvolti, fare insieme delle robe e fare in modo che l'amministrazione possa soprattutto guardare a quelle generazioni. Non è più solamente una, ma sono diverse generazioni che ormai sono sempre meno presenti in città, e questo è un serissimo problema, non soltanto in prospettiva futura, ma soprattutto riguardo al presente. Ha citato l'ex Ilva, quindi in qualche modo mi sono futuro... dato la zappa sui piedi, no? No, ancora no. Però a parte le battute, che città immaginate? Che rapporto con la fabbrica immaginate? Come la vedete questa città senza Ilva, un'Ilva più piccola? Adesso, al di là di quelli che saranno gli accordi di programma, però in qualche modo un'idea ce l'avrete? Io credo che intanto, diciamo, la premessa sia che l'azienda, la fabbrica come la conosciamo noi, quindi col ciclo integrale prodotto a carbone, sia arrivata al capolinea. E questa non è una cosa che credo io, che raccontano delle parti della politica, ma è una cosa che anche il ministro Urso ci dice. Quindi ora le tempistiche previste sono quelle di 7 anni, perciò è certo che quello che noi abbiamo combattuto da studenti, da politici, da associazioni, da cittadini in generale, è ormai al capolinea. Non avremo più una fabbrica a carbone o da subito o a partire dai prossimi 7 anni. La nuova fabbrica sarà sicuramente molto diversa, perché avrà un impatto minore, che vuol dire meno occupazione, dimensione
più piccola, un ruolo all'interno della città sicuramente diverso, quindi si tratta di cambiare completamente il paradigma, l'approccio a qualcosa che noi abbiamo sempre visto lì e che ci ha abituati. Ora attenzione, il fatto che ci sia fisicamente, perché ancora oggi il ministro non ci ha parlato di bonifiche, non ha parlato di soldi o di coinvolgimento di forza lavoro per smantellarla, non vuol dire che sia la stessa cosa, perché avremo lì una fabbrica spenta e quello sarà un altro grande tema che la politica dovrà affrontare per evitare che si faccia la fine di Bagnoli. È proprio per questo, diciamo, gli ultimi 30 secondi prima di dare la pubblicità. Lei ne parla come se ci credesse veramente. Si rende però conto che, diciamo, negli ultimi 12-13 anni i tarantini e le tarantine si sono sentiti dire sempre questa cosa, ma alla fine bisognava salvare salute e lavoro. Sono passati 13 anni e insomma stanno inguaiati sia l'uno che l'altra. Certo che me ne rendo conto, sono stato dalla parte dei cittadini anche io, quindi so bene cosa vuol dire sentirsi raccontare qualcosa che poi è stato rimandato, posticipato, non ha voluto che qualcuno si assumesse le responsabilità per gestirlo, ma questo è evidente, ed è il motivo anche della protesta politica che io personalmente ho interpretato qualche settimana fa, quando ho risposto al ministro Urso dicendogli che non avremmo accettato ricatti, che non eravamo d'accordo a firmare la prima bozza di accordo di programma, che non avremmo voluto un'altra volta una rottura dei rapporti in città tra i lavoratori e tutti gli altri, quindi tutti quelli che possono rappresentare altri modi, ma questo non vuol dire che la politica debba smettere di fare il suo. Se uno si candida, prende un impegno, deve sapere che portare a casa i risultati è sicuramente qualcosa di difficile, ma non può rinunciare a prescindere. E mi rendo conto che quando si parla della più grande industria siderurgica d'Europa, della più grande vertenza industriale, è quella che potenzialmente può essere la più grande vertenza occupazionale, e non diciamo più grande solo per dirlo, stiamo parlando di qualcosa di gigantesco che ha ovviamente tutta una serie di criticità di enormi dimensioni a loro volta, che non sono facili da gestire, a partire dal rapporto col governo, che però insomma gestiremo, e lo faremo nell'esclusivo interesse del territorio, che vuol dire cittadini, ambiente e salute, ma non dimentichiamoli e non demonizziamoli i lavoratori, che sono tantissimi. E come sarà questa fabbrica in qualche modo affrancata, quantomeno moralmente o dal punto di vista della soggezione del futuro? Ne parleremo tra un po' con Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto. Adesso un attimo di spazio alla pubblicità. Sindaco di Taranto, qui diamo il bentornato. Grazie, bentornato a tutti Sottoposto a fuoco amico di domande libere, per fortuna, diciamo, non ci siamo preparati niente. Quindi, niente, diciamo, no, è tutto improvvisato in live, quindi io... Devi stare un po' più davanti al è microfono. tutto improvvisato in live, quindi tutto quello che mi chiede è... Bene, e infatti ci siamo lasciati parlando diciamo, di ex Ilva, ma in realtà più di futuro della città. Dicevi, non demonizziamo i lavoratori, cerchiamo di dialogare in qualche modo con tutti. Mettiamo da parte la fabbrica, nel senso che cambierà, e diciamocelo anche chiaramente. Purtroppo non è qualcosa che dipende solo ed esclusivamente dall'amministrazione comunale, anzi, diciamo, l'amministrazione comunale, va detto altrettanto onestamente, ha una piccola parte, diciamo, in questa storia. I decreti del governo ce l'hanno insegnato negli ultimi 13 anni, 14 anni. Però ecco, quello che mi chiedo è: questa città come si affrancherà dalla monocultura dell'acciaio nella visione dell'amministrazione Bitetti? C'è bisogno di molto tempo per archiviare una stagione lunga e complessa come quella che ha riguardato il siderurgico a carbone, così per semplificare. Siamo tutti ancora oggi pieni di cicatrici o di ferite che riguardano non soltanto la vita diretta nello stabilimento, ma in generale la vita di una città che ha ruotato intorno a quella idea di monocultura dell'acciaio, che ha bloccato, paralizzato ogni altra forma di sviluppo possibile, a partire da quella culturale, universitaria, e quindi l'abbandono delle generazioni. Sebbene, va detto, negli anni 70 fu proprio la fabbrica a essere in qualche modo foriera di mondo culturale, certo, no, anche di cultura, anche pensavo, insomma, mio padre, i miei genitori mi raccontano anche solo dei concerti visti al Circolo Vaccarella, insomma, gli ospiti, che in qualche modo il dopolavoro dell'Italsider, no, ma era un altro periodo, un altro momento, anche sindacale. Era un momento in cui l'Italia affrontava il pieno del boom della ricostruzione del secondo dopoguerra, e avere qui la più grande acciaieria d'Europa, comunque uno stabilimento che nel tempo è diventata di dimensioni gigantesche, era una grande opportunità. Certo. Dopodiché ha fallito il sistema paese, perché l'Italia non è stata in grado di fare politiche industriali per pensare a un modello di acciaieria decarbonizzata 30 anni fa, 20 anni fa, non oggi come è accaduto in altre parti d'Europa. Pensare, poi ovvio che per realizzare ci vuole tempo. Però adesso, oggi, l'amministrazione Bitetti su che cosa punta per uscire, diciamo, per contribuire in qualche modo, no? a cambiare il paradigma, diceva lei?
Ci vorrà molto tempo, come dicevo prima, non è una cosa che cambia né in un anno né in 5 anni, serve intanto a chiudere la stagione dell'azienda, quindi trovare una formula perché, come dicevamo prima, si arrivi a un modello di produzione diversa, pertanto gli altiforni elettrici per un numero limitato di tonnellate di acciaio l'anno, di milioni di tonnellate di acciaio l'anno. C'è il gran tema che riguarda la questione occupazionale, della quale il governo dovrà farsi carico insieme con i sindacati, le amministrazioni territoriali, perché anche solo il fatto di avere altiforni elettrici porta in sé un taglio necessario della forza occupazionale diretta e quindi ricade inevitabilmente anche su quella indiretta. Dopodiché è il momento per chiedere al governo che arrivino tutta una serie di compensazioni per il territorio che sono non una sorta di risarcimento in senso tale, ma qualcosa che ci Un metta nuovo nelle rilancio. condizioni di ricominciare da capo la storia di una città che dovrà ritrovare E un'identità. che su che cosa puntiamo? Turismo, cultura? Per quanto mi riguarda, gli assi di sviluppo sono cultura e quindi ovviamente nella cultura io ci inserisco il sistema universitario, il sistema della ricerca, che secondo me è il più importante di tutti in assoluto, perché dove si sviluppano università e ricerca arrivano anche le imprese. Quindi il secondo aspetto è quello degli insediamenti produttivi, il sostegno a nuove filiere di produzione che possono crescere dal basso nel territorio oppure arrivare da fuori, appunto per contribuire a una diversificazione territoriale, e in questo senso esistono dei finanziamenti come il Just Transition Fund che non solo prevede delle risorse per questo, ma prevede anche delle risorse per la formazione dei lavoratori e l'inserimento in nuove realtà aziendali, la ricollocazione, e quindi con tutte le spese che sono necessarie tanto per la formazione quanto per il mantenimento di questi soggetti che hanno perso magari il lavoro nello stabilimento e devono essere ricollocati appunto altrove. Chiudiamo con due robe, ti devo però interrompere, abbiamo le ultime due domande proprio flash. Due temi diciamo particolarmente caldi, sentiti a Taranto. Raccolta differenziata, che si fa? Anche questa va ripensata. Si è dimesso un componente del CDA dell'Amio, arriverà a breve il nuovo CDA. Tra la direzione ambiente e il CDA bisognerà Confermato Nacci? No, non confermo, è una cosa che vedremo nei prossimi giorni. Il nuovo CDA insieme con la direzione ambiente del comune, quindi con l'assessore Agravame, dovranno lavorare da un lato e con l'assessore Cataldino, le partecipate al nuovo contratto di servizi con la società per riorganizzare completamente il servizio e quindi a cascata poi fare tutta la valutazione sulle assunzioni, sulla organizzazione quartiere per quartiere, e poi va ripensato un modello di raccolta differenziato. Noi non possiamo rinunciare alla raccolta differenziata, no, non dobbiamo, né tanto per un valore etico né tanto per una questione di opportunità del territorio per il conferimento di rifiuti in discarica. Ovviamente abbiamo bisogno di mettere in piedi un nuovo modello e ricominciare da capo la sensibilizzazione e il rapporto con le cittadinanze e le associazioni, perché ne va della pulizia della città e quindi della qualità della vita e della salute di ognuno di noi. Chiedo a Piero se ho tempo per fare un'altra domanda, una sola, che con un minimo di conflitto di interesse lo dico pubblicamente. Parcheggia al borgo. Allora, è stato avete appena, ho sentito oggi c'è l'intervista a Francesco Cosa che dice l'isola pedonale su Corso Due Mari subito. Volevo rassicurare l'assessore Cosa che già da ieri non possiamo parcheggiare perché ci sono lavori, quindi insomma è tutto bloccato. Che facciamo? Allora, è stato finanziato attraverso il piano dei fondi di sviluppo e coesione della Regione Puglia un autosilo di quasi 400 posti a Via Pupino, nel salto di quota che c'è a fianco all'ospedale militare. Giù alla banchina torpediniere, diciamo più o meno, per capire lo spazio, alla fine, non da quello che noi conosciamo come l'accesso da rampa Leonardo da Vinci. Dopodiché bisognerà continuare a mettere in campo lo studio di fattibilità per un piano di riorganizzazione dei parcheggi e provare a capire se oltre quell'autosilo previsto, già finanziato, parentesi, un parcheggio multipiano costa milioni e milioni di euro, non è poca roba, ma mi auguro che entro 2 anni il parcheggio veda la luce. 2 anni, benissimo, ce lo siamo segnati, nodo al fazzoletto. Mi auguro. No, fazzoletto, vediamo, perché dobbiamo parlare con l'ente, col soggetto che dovrà realizzare l'opera della Regione Puglia, che ha asset. E sarà pubblico, privato, come sarà? Sarà un parcheggio pubblico, sicuramente verrà affidata una gestione, ci sarà un costo, come avviene per le strisce blu in tutto il borgo, anche quello avrà insomma la regolamentazione, perché altrimenti salta il meccanismo delle strisce blu, che invece hanno un algoritmo che le fa funzionare, e c'è tutto uno studio per cui lì dove c'è difficoltà nell'avere parcheggi, le strisce blu agevolano la rotazione delle auto, che è un concetto anche complesso da far passare nei cittadini, perché mi rendo conto che richieda soldi, però purtroppo funziona così. Funziona così, è vero. Io avrei funzionato così ancora per altro e avrei fatto altre 6.000 domande, ma soprattutto grazie a Mattia Giorno. Me le fa poi in privato, quindi vengo torturato anche fuori dalla diretta perché dovete sapere che Ciccio, oltre ad essere un grandissimo giornalista, una persona fantastica, è anche un amico col quale spesso
ci confrontiamo su posizioni diverse, quindi so già che continuerà a torturarmi fuori da questi studi. Questo lo volevamo dire insomma anche al maresciallo, che insomma dovrà indagarmi per stalking tra un po' nei confronti di Mattia Giorno. Grazie a Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, assessore, buon lavoro.